Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati finalmente dopo un paio di settimane un po' perigliose e in assenza di scorretti, bentrovati appunto agli scorretti che ritornano con Carlo Cambi e con Giulio Cainarca che vi sta parlando e che vi saluta calorosamente. Buongiorno Carlo, anzi buongiorno confratello Carlo, ci sei? Non ti vedo perché noi abbiamo questa roba qui da 9 mesi che non si vede quello che va in onda dallo studio. Però insomma nei prossimi 18 mesi cercheremo di rimediare e di rendere visibile ciò che appare invisibile ma ancora più suggestivo, dunque essendo invisibile. Carissimo Carlo, io spero che tu ci sia, se no mettiamo un bellissimo pezzo musicale. Ci mettiamo, no, quello non posso metterlo perché è sotto censura. Ci mettiamo qualcosa, nel frattempo verifichiamo che Carlo Cambi possa interloquire con noi, perché altrimenti gli scorretti diventa lo scorretto. Rimango da solo, la cosa non è che mi conturbi più di tanto, ma mi dispiacerebbe che non ci fosse l'amico, fratello e confratello di loggia Carlo Cambi. Tra poco, ad libitum registorum, la musica.
Allora, qui abbiamo ascoltato, io non so per quale motivo, ma nella vita non c'è mai un motivo, 99 volte su 100, abbiamo ascoltato Una furtiva lagrima, la celeberrima aria interpretata dall'immenso, meraviglioso, stupendo, fantastico Luciano Pavarotti, appartenente all'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Con questo noi abbiamo reso omaggio anche al grandissimo bergamasco, tra i più grandi compositori e operisti dell'Ottocento, che purtroppamente morì abbastanza giovane, sui 51 anni, in quel di Bergamo, dove nacque e meravigliosamente visse. L'Elisir d'amore ruota attorno alle vicende dell'umile contadino Nemorino, innamorato di Adina ma incapace di dichiararsi. L'equilibrio viene bruscamente interrotto con l'arrivo di Dulcamara, il ciarlatano di Donizetti, che fingendosi un dottore vende a Nemorino un fantomatico elisir d'amore, come a dire che le Vanne Marchi c'erano anche nel pieno Ottocento. Questa bellissima aria che tutti conoscono l'abbiamo ascoltata appunto per l'interpretazione di Luciano Pavarotti. A questo punto io credo che siamo in collegamento con Carlo Cambi. Vedete come gli imprevisti generano sempre conoscenza, bellezza, apertura degli orizzonti, accrescimento della propria cultura individuale, personale, collettiva, radiofonica, sociale, civile e politica. Buongiorno Carlo. Lei parla come Zelensky. Di più e di meglio. Io mi sono a lui ispirato, effettivamente. Anch'io sono come Nemorino. Nemorino e Adina, che bellissima storia. Nemorino e Adina, sì. Allora, quasi come quella della Sant'Anchea alla Camera, meravigliosa, stupenda. Che meraviglia, ma che meraviglia. Mi sono commosso con le borsette da 40.000 euro, fantastico, ma non c'è niente da nascondere perché è tutto frutto del proprio, come diceva il papà contadino, e io sono d'accordo anche con Sant'Anchea, oltre che con Donizetti e con Nemorino e Adina. Tanto mettiamo tutto insieme. La Kelly. La Kelly. Oh, la borsa Kelly. Intanto il governatore del Molise di Forza Italia, Francesco Roberti, è indagato per corruzione dall'antimafia di Campobasso, 47 indagati, conclusione indagini, eccetera. Niente di nuovo sul fronte italiano. Campobasso, sì. Notte tranquilla per il Papa che sta riposando, sto leggendo l'agenzia ANSA in prima pagina. 2 anni è dalla strage di Cutro, Elly Schlein alla veglia. Domenica vertice europeo a Londra, accordo sulle terre rare. Macron e Starmer dicono che da Trump arriverà una pace duratura. Quindi anche per Macron e Starmer Trump buono, diventato buono. Ho capito. Non male, non male. Allora, ora io ti racconto una storia che spiega molto di questa fase di rapporti con Donald Trump. Sì, ok? Sì. C'era una spiaggia del paese dove sono nato io, che è Vada, c'era un pescatore che si chiamava Utilio Catarsi. Questo Utilio Catarsi era ovviamente un espertissimo marinaio, come erano i pescatori una volta, perché tra l'altro faceva piccola pesca, quindi aveva una piccola barca. Vabbè, te la faccio corta. A un certo punto, un giorno c'è una libecciata di quelle serie e uno yacht molto grande, molto lussuoso, sta per spiaggiarsi sulle secche di Vada, e allora Utilio il Catarsi cosa fa? Esce in mare, dice andiamo a vedere se questi hanno bisogno d'aiuto, e si accorge che questi in realtà non è che avevano bisogno d'aiuto, erano poco esperti, ok? E gli dicevano let's go, e gli davano la cima, e Utilio non si dava per inteso. A un certo punto il proprietario di questo yacht fa let's go, $1 million, e Utilio sai cosa fa? Prende la cima e rivolta al suo equipaggio dice con Argian tutte lingue capire. Basta mettere il quattrino e ci capiamo tutti, insomma. Ecco perché Starmer e il compagno Macron sono così convinti ora che il compagno Trump sia non Trump, ma sia un genio della strategia mondiale. È un grande. Perché con Argian tutte le lingue capire, capito? Che ieri gli ha detto a Macron tu parli la lingua più bella del mondo ma non ho capito un cacchio di quello che stai dicendo. Perché lui gli dice semplicemente questa cosa: tu non ti vogliono gli americani e io non ti do un soldo, fai come ti pare.
capito? Quindi, sai, ma a me in tutta questa faccenda, sai chi è che mi fa veramente pena? Sì. Te lo posso dire? Chi? La baronessa. Ursula. Che perché? non conta nulla, non c'è scappezza, nulla, non conta nulla, la tengono su come... Ecco, ma poverina, scusami, se ci fosse stata una leader politica vera o un leader politico vero al posto della Ursula, conterebbe qualcosa? Perché a me mi sa che non conta nulla il ruolo suo in quanto tale, a prescindere da chi lo ricopra, no? Sì, ma lei poveraccia, tra l'altro è abituata a fare pastette con i generali, quindi quando si parla di armamenti, Ursula sa dove mettere le mani, soprattutto per incassare, no? Cioè, sai che c'ha quella famosa inchiestina in Germania che non è mai andata avanti, ma si sapeva che lei insomma faceva un po' di pastette con i generali, e peraltro è cosa che pare ripetuto anche con la quella dei vaccini, però insomma sì, ma è la dimostrazione che l'Europa non conta niente e non serve a niente, ed è deleteria. Cioè, a me fanno ridere, capisci? Cioè, io li sento in televisione questi, no? Che dicono ci vuole più Europa, l'Europa, la Germania riguarda ma quando mai? Dove? L'Europa non c'è più, a parte che non c'è mai stata, o meglio c'è stata solo per farci impoverire, ma non c'è più, è finita, non se ne sono resi conto. Allora, intanto io saluto Carletto perché giustamente ha ascoltato il pezzo di poco fa, l'aria e Carletto ci dice che molte arie dell'Elisir d'amore di Donizetti fanno da colonna sonora del film Match Point di Woody Allen. È vero, ma ti devo dire la verità, cioè, andare a Catania cioè voglio dire, vabbè, senti questa atmosfera, ecco, vedi, a me quello che mi fa arrabbiare di questo nostro paese, sai cos'è? Cosa? Sì, te lo dico, è che noi abbiamo delle riserve di intelligenza stratificate, di passioni, di partecipazioni uniche al mondo. Allora, a me è capitato con Petra, mia moglie, quest'estate di andare a Catania per un semplice motivo, che c'era un volo Ryanair che non costava nulla, costava pochissimo. Noi avevamo 2 giorni, 3 giorni di buco, abbiamo detto che c'è, prendiamo questo aereo e andiamo. Beh, la cosa meravigliosa è quella è che siamo capitati lì e in 3 o 4 luoghi si facevano concerti di Donizetti, ok? Siamo andati a vederli, devo dire il livello era anche abbastanza buono, ma la partecipazione della gente era una partecipazione spontanea, c'erano tanti ragazzi. Allora, quando noi si racconta di questo sud che fa schifo, che è in mano alla mafia, in realtà la verità vera, sai qual è? È che la popolazione, la gente è infinitamente migliore dal punto di vista della tensione ideale, del bisogno di respirare arie spesso di sapere e di intelletto, è infinitamente superiore alla rappresentazione che la nostra classe politica, la nostra classe giornalistica e quindi i nostri colleghi fanno, perché non è così, non è la verità, non è vero che questo è un paese in declino, che è un paese di fannulloni, che è un paese di ignoranti. È vero che c'è una trascuratezza assoluta delle potenzialità del paese. Faccio notare, poi dopo mi lascio interrogare da te, che si sta parlando molto di Germania. In questo periodo quasi nessuno ha capito una cosa, che l'esito del voto della scorsa domenica è la rappresentazione plastica geografica sulla cartina geografica che l'Europa è fallita. Poi dirò perché. Ecco, no, poi ne parliamo perché era uno degli argomenti di cui avrei chiesto il tuo parere. Capito? Questi autorevoli commentatori dicono la Germania, il paese più non è vero. I tedeschi sono quelli che in Europa lavorano di meno, che hanno la più bassa produttività europea, la più bassa in assoluto, e che hanno sbagliato completamente il modello economico. Però noi siamo ancora lì ad accettare, grazie alla vulgata di Prodi che è stata costruita, che male interpreta quello che era il pensiero di Andreatta, un altro che ha fatto più danni alla grandine a questo paese, ma perlomeno era un po' più intelligente di Romano Prodi,
continuiamo a magnificare questo modello tedesco che non esiste più, è sfarinato, ed è quello che ha condannato l'Europa all'arretramento. Non prenderne atto, è una follia assoluta. Vabbè, dopo ne parliamo. Io stavo intanto guardando stamattina le prime pagine così un po' a volo dei giornali. Sì, mi capita anche a me a volte. Tra l'altro tu hai condotto l'altra settimana una rassegna stampa per la Verità, sì. molto, molto bella, molto divertente, lasciamelo dire, uno l'ho fatta per 25 anni, ma l'ho trovata molto gradevole, e quindi non so se la rifarai ancora. La rifarai? Sì, la rifaccio dal 3 marzo e pare che ci sia quest'idea di condannarmi all'ergastolo. Ti mettono fisso a fare la rassegna stampa? Pensa un po'. Sì, ma speriamo di no. A che ora va in onda esattamente? Perché io ho visto le repliche. Va in onda alle 7:30, che significa svegliarsi alle 6 quindi, e le stupidaggini della stampa italiana. Quindi stiamo consigliando un'alternativa a Sammy Varin, che mi perdonerà, per Dio. Sì. Quindi sul sito della Verità, giusto? Si accede da lì? Sul sito della Verità si accede da lì o da Instagram, credo, insomma, da tutti i social. Allora, il 3 marzo vi ascoltate con un orecchio Sammy Varin, con quell'altro Carlo Cambi. Esatto, e poi potremmo fare anche una cross, come si dice, una cross relation. Un crossover di press review. Vabbè, lo faremo. Allora, intanto dicevo, a proposito di rassegna stampa di oggi, tra le varie prime pagine ce n'è una del giornale che ci riporta su un tema che a me mi sta proprio qua. È una fissa mia, lo dico apertamente, e lo è da quando nel lontano 98 ci hanno rotto le scatole con le liberalizzazioni all'italiana o all'europea, non so cosa dire, fasulle, no? Liberalizziamo i servizi pubblici essenziali, i telefoni, l'acqua, la luce, il gas e compagnia cantante. Risultato, abbiamo delle bollette spaventose, tutti quanti. La bolletta della quale si è occupato tra i pochi l'onorevole Gusmeroli, leghista, no? Che ha aperto anche come sindaco di Arona uno sportello nel suo comune. Allora, c'è il mercato libero cosiddetto, che poi non è libero per niente. C'è il mercato di maggior tutela, c'è il servizio a tutele graduali. Io voglio sfidare qualunque persona, ma non dico il povero pensionato o, diciamo così, la persona sprovveduta, l'anziano o decrepito, eccetera, eccetera, ma qualunque persona a capirci qualcosa. Ti domando molto semplicemente, ma come cazzo si fa a chiamare mercato una roba così? Un guazzabuglio di questo genere, nel quale l'unica cosa certa è che noi pagheremo sempre di più. Saremo soggetti a truffe costanti, in crescita, sempre di più. Alle rotture di balle al telefono. E per capirci qualcosa, per avere un minimo, diciamo così, di aiuto, il buon Gusmeroli si deve inventare, come presidente di commissione attività produttiva della Camera e soprattutto come sindaco, uno sportello comunale per dire: cittadini, venite qui che qualcosina cerchiamo di farvela voi, di limitare il danno. Si fa per dire, perché se anche tu passi al cosiddetto servizio a tutele graduali, non sei mica garantito per niente, sei garantito fino a un certo punto. Dopodiché ritorni dentro nel girone a seconda se non ci si capisce nulla, ma in breve o medio termine tu torni nel girone infernale di quelli che vengono spelati. Poi tra l'altro, lasciamo perdere le cause geopolitiche internazionali, qua mi interessa che noi le bollette 200, 300, 400 euro al mese stanno arrivando. Poi uno racconta che abbiamo aumentato le pensioni di €1 all'anno o giù di lì. C'è qualcosa che non quadra. Allora, questa roba qui è sottovalutata e i micro passi in avanti che fai in altri settori vengono ipervalutati. Va bene che è una tendenza di tutti, però a me sta roba qua non mi piace comunque. Mi sbaglio io? Devo sta zitto? Perché qua c'è anche un clima nel quale bisogna stare zitti oltretutto, no? È meglio se stai zitto. No, devi stare allora. Perché il nostro piangere fa male al re, eccetera, eccetera, giusto? Ma è al cardinale. Appunto. Diventiamo tristi se noi piangiamo. Appunto. Allora, io ora facendo le bollette faccio fatica a spiegarla in 2 minuti, perché ci vorrebbe appunto la pazienza di Gusmeroli, che essendo un commercialista di quelli di una volta, no? Di quelli che stavano dalla parte del contribuente e non stipendiati dall'Agenzia delle Entrate,
si è messo lì con tanta pazienza e ha studiato la faccenda. No, attenzione Carlo, io sto dicendo una roba che a me mi brucia veramente, perché quando una persona che ha uno stipendio medio normale, basso, cioè basso, in Italia molto basso, gli arrivano 200-300-400 euro di bolletta al mese, non sto esagerando perché ho casi sotto mano, so botte, te hai finito di vivere. Guarda che se io fossi la Lega e fossi... E non è che mi sembra utile, scusami, fammi finire, poi ti lascio la parola, perché questa roba mi fa troppo incazzare, perché è dal 98 che ci stiamo dietro a ste robe, che ci sto dietro a ste robe, attraverso anche questa radio. Cioè, non è possibile che tu mi proponi di dire ma limitiamo il danno. Ma porca miseria, ma tu sei governante, sei un politico, tu mi devi dire il danno lo elimino o farò di tutto per eliminarlo, non per tamponarlo. Porca miseria, giusto? Sì. Ma non me ne frega niente che è l'Europa, che è il Draghi, che è questo, che è quell'altro. Allora, se sei lì, fai qualcosa, perché va benissimo lo sportello, per carità, è meglio che una legnata in faccia, però è un cercare di limitare il danno. Tu non mi devi limitare il danno, me lo devi togliere di mezzo il danno. Ma io quel danno lì te lo posso togliere di mezzo soltanto a una condizione. Cioè, Carlo, perdonami, con le mie improvvide parole ho portato il cronometro alle ore 10, l'orologio alle 10, vai, la pausa. Vai. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, volevo far notare, scrive un ascoltatore, che l'audio di Carlo Cammi non è un granché, si fa fatica a capire tutto quello che dice. Allora, facciamo una bella roba, facciamo un'altra pausa musicale, sempre col Donizetti, e vediamo di cavarcela o con una chiamata Skype, audio magari, o in un altro, o facciamo o proviamo a ritelefonare. Però intanto, prima della pausetta col Donizetti, allora ti leggo un po' di messaggi così come sono arrivati, oltre all'audio. Giulio e Carlo, non è nuova ma sempre vera. Ursula sembra una commessa di Chanel. Un saluto a voi, scrive Carlo. Per le bollette, Walter, ho provato di tutto per risparmiare. Alla fine ho deciso di fermarmi, ho capito che stando fermo mi faccio meno male, scrive Walter. È esattamente quello che ho fatto anch'io. Non ho fatto nulla, non ho scelto nulla e ho cercato di stare immobile, perché sai quella cosa che dicono, Carlo, no? Che quando ce l'hai in quel posto, se ti muovi, fai anche piacere a chi te lo sta mettendo, no? Esatto, potresti fare il gioco del tuo nemico. Ecco, esatto. Ottimo Gusmeroli, Claudio da Pianezza, Torino. Battaglia che serve alla gente. Io aggiungo che sarebbe ora di porre uno stop alle telefonate di disturbo per le varie offerte, tutte truffe, e nessuno fa nulla. Bravo Kainarca, scrive Maurizio, non farai mai l'onorevole, ma questo lo sapevo già. Poi abbiamo un audiomessaggio che ascoltiamo, senza tema. Buongiorno a tutte e due, Pietro. Ma è colpa del governo se Zelensky chiude i rubinetti alla Russia, non passa più il gas e le bollette aumentano? No, voglio sapere. Ciao. Ecco, così abbiamo trovato il colpevole a buon mercato, diciamo. E Carlo, poi di la tua anche su questo. Quanta ragione hai, scrive un altro ascoltatore. Sapete che vi dico, preferivo il CAF. Craxi Andreotti Forlani, ne scrive ancora un altro. Allora, vediamo se l'audio è decente, se no facciamo la pausa con Donizetti, rendiamo omaggio 2 volte a Bergamo. Vediamo un po', Carlo, che ne dici? Ma io ci provo. Mo te sentiamo meglio però, secondo me ti sentiamo bene, dai, andiamo così. Vabbè, allora, la faccenda delle bollette è complicatissima, ragazzi, perché bisognerebbe andare a scomodare addirittura il signor Bersani, pensa te.
quello che smacca i saguari. Quello che sdottoreggia, che la sa solo lui in televisione tutte le sere. Esatto, perché tutto nasce dal suo famoso decreto liberalizzazioni. Che cosa significa? Che quando uno ex comunista mette i piedi, cioè mette le mani sull'economia liberale, produce dei danni spaventosi, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, noi abbiamo fatto delle privatizzazioni ad minchiam, ok? Perché se l'Enel fosse ancora totalmente in mano allo Stato, probabilmente ci sarebbe stata la possibilità di fare un'azione di ammortizzazione sull'incremento del costo dell'energia, mettendo a carico della fiscalità generale quel gap di prezzo che deriva dal fatto che ci sono dei rincari alla fonte. Poi su questi rincari alla fonte ne parliamo un secondo. Terza questione, abbiamo voluto creare, anzi la sinistra ha voluto creare le multi-utility, e fatevi un po' un giretto in borsa e vedete di chi è il capitale delle maggiori multi-utility di questo paese. Ecco, altro bel capitolo, giusto Carlo? Perché quando io ero sotto l'AEM, azienda energetica municipale di Milano, stavo benissimo. Quando è diventata A2A ho cominciato ad avere qualche rogna. Passo terzo, adesso abbiamo fatto le aste, per cui io non ho capito. Lo chiamano libero mercato, ma io mi sono improvvisamente trovato con l'Enel e non avevo nessuna voglia di parzare con l'Enel. Però pensa a me che io mi sono trovato improvvisamente con ERA e non capisco perché devo dare i soldi a ERA. E lo chiamano libero mercato, hai capito, esatto, Carlo? Esatto. Ma questo è frutto delle liberalizzazioni cosiddette di Bersani. La lotta fra le multi-utility, penso a ERA, A2A, a IREN, eccetera. Poi tra l'altro andatevi a vedere, se avete voglia, su internet chi sono gli azionisti di questa roba, perché è divertente. Quando hai cominciato a inventarti le energie alternative, ve le ricordate, no? Avete mai visto che uno che produce energia alternativa si sia arrabbiato perché gli mantengono l'accoppiamento, e cioè il fatto che l'energia tu la paghi al prezzo più alto? Sapete come funziona? L'hai mai spiegato, Giulio, come funziona? Sì, l'avevamo raccontato come funziona. Glielo vogliamo ricordare una volta? Sì, molto volentieri, Carlo. Fate conto che voi avete un bidone, no? Lo riempite, un bidone da 3 litri, e arrivate a riempirlo fino a 2 litri e 970 cc. Vi mancano 30 cc. Voi non pagate il bidone a secondo di come l'avete riempito, no, ma lo pagate al prezzo degli ultimi 30 centesimi, cioè degli ultimi 30 cc. Secondo voi gli ultimi 30 cc a che prezzo vengono quotati da coloro i quali hanno in mano i rubinetti dell'energia? Ecco, questo è così. La signora von der Leyen, la commessa di Chanel, magari fosse di Chanel, secondo me veste Shane, visto che è tanto amica dei cinesi. La signora von der Leyen aveva promesso, per esempio, la riforma del mercato della borsa di Amsterdam sul gas, tanto per dirne una. Non se n'è fatto di nulla, però poi dopo a noi ci fanno le procedure di infrazione. Allora la materia è talmente complessa che richiederebbe un coraggio, la rinazionalizzazione di tutte le fonti energetiche, idriche e dei rifiuti, cioè l'abolizione delle multi-utility. Ovviamente non c'è nessun governo che ha voglia di farlo, perché gli interessi che sono in gioco sono ormai interessi miliardari. Andatevi a guardare i bilanci di queste multi-utility, parliamo di ordini di grandezza che vanno dai 10 miliardi di Acea ai 7 miliardi di IREN, cioè non è che stiamo parlando di spiccioli. Ecco, tutto questo quacervo di cose fa sì che, per esempio, e mi piacerebbe sapere i consiglieri, per esempio, dell'antitrust che stanno facendo, perché non si occupano di andare a capire se gli aumenti sono giustificati o non giustificati? Appunto. E perché non si occupano di andare a capire se esiste o non esiste un cartello sull'energia? E perché non si occupano di andare a capire
se esiste o non esiste una, come posso dire, una sovratassazione rispetto alla bolletta, perché ci sono in bolletta, per esempio, 3 cose che sono anticostituzionali, ma ovviamente neanche il Presidente della Repubblica se ne occupa. E sulle quali Zelensky non c'entra nulla, diciamolo, a beneficio dell'amico Pietro. Alla fine arrivo anche a Zelensky. Allora c'è intanto l'IVA sulle tasse, e questo sì, come sapete è anticostituzionale. Poi ci sono gli oneri di sistema che non sono più giustificati, perché servivano a pagare lo smantellamento delle centrali nucleari che ora vogliamo rimantellare, ok? E quindi su questo bisognerebbe, per esempio, che Pichetto Frattini facesse un po' di chiarezza, cioè ci spiegasse: le rimettiamo su queste centrali nucleari o non le rimettiamo su? Se le rimettiamo su, perché dobbiamo continuare a pagare lo smantellamento? Al massimo dovremmo pagare il reinserimento, ma se io pago in bolletta la costruzione della centrale nucleare, perché poi dopo devo pagare la fornitura dell'energia elettrica? Appunto. Ho pagato l'impianto per costruirla. C'è una serie infinita di domande da porsi che rispetto al complesso delle bollette porrebbe la necessità di una intanto commissione d'inchiesta parlamentare e poi una volontà reale del governo di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Per esempio, questo pasticcio la maggior tutela, quelli che hanno l'ISEE di un certo tipo, ammesso in un concesso che poi l'ISEE sia veritiero, perché io su questo continuo ad avere dei forti dubbi. Questo pasticcio tariffario per cui non capisci più se ti conviene fare la lavatrice di notte o no. Vi ricordate che le nostre signore si erano abituate all'idea che fare la lavatrice di notte costava di meno perché c'erano le fasce orarie? Ecco, la confusione che è stata generata è francamente meritevole, sarebbe meritevole. Se le procure della Repubblica in questo paese, invece di occuparsi delle borse false o non false di Hermes della Santanchè, si occupassero di far rispettare la legge, ci sarebbe da domandarsi se e in che misura non si configuri, per esempio, nel trasferimento di questi contratti in automatico il reato di truffa, perché in realtà lì c'è un artifizio fragile, è vero che è coperto dalla legge, ma insomma che pone il contraente in condizioni di minorità, e non da che mondo è mondo i contratti in condizioni di minorità vengono dichiarati nulli. Quindi tutto questo ragionamento che si dà a fare sulle bollette conduce a una cosa sola. Noi percepiamo le bollette in questo paese non come corresponsione di una fornitura, ma come un sostituto della tassazione, ed è per questo motivo che le bollette non vengono toccate. Chiaro, allora c'è un messaggio, ce ne sono tanti. Ho spiegato bene. No, hai spiegato benissimo. Poi andiamo sulle nostre questioni, però la vicenda... Ma Zelensky non c'entra niente, ragazzi. Appunto. Perché Zelensky ha tagliato, ma noi abbiamo decretato come UE di non pigliare più gas da Putin e compriamo il gas liquefatto dagli americani, che ci costa il 40% in più. Non abbiamo abolito la borsa di Amsterdam, e siccome c'è un paese nell'Europa, la famosa Europa, che ha aumentato del 120% il suo fatturato energetico, che era la Norvegia, senza che gli altri paesi dell'UE siano stati in grado di dire: ma per un afflato solidaristico, visto che siamo in guerra, che facciamo le sanzioni, che a Putin ha fatto il solletico, che ne dicano i soloni dell'economia di questo paese, dovresti accettare un calmieramento dei prezzi. Di tutto questo non si è parlato più, non è avvenuto più. Vi ricorderete quando ci sono state l'esplosione delle bollette, che c'era continuamente in televisione i servizi delle vetrerie di Murano che dovevano chiudere, eccetera, eccetera, eccetera? Bene, lì ci doveva essere un taglio al price cap del gas, ci doveva essere la chiusura della borsa di Amsterdam, ci doveva essere gente menagente con la Norvegia, ci doveva essere un trattato con Biden per pagare di meno il gas americano. La risultante è che di tutte queste cose non si è fatto nulla. Noi compriamo gas dall'Azerbaijan,
ci battono in testa perché tentiamo di comprare del gas in Nord Africa. L'idea che era venuta fuori di fare dell'Italia un hub energetico, perché prendendo dal sud del Mediterraneo si poteva poi distribuire nel resto d'Europa, è stata bocciata a Bruxelles. Bocciata da chi? Da 3 paesi: dall'Olanda, che ha interesse a mantenere la borsa del gas di Amsterdam, che ci lucra sopra; dalla Norvegia, che ovviamente ha interesse a vendere le sue risorse energetiche al massimo del prezzo possibile, e dalla Germania, che voi non lo sapete, ma continua a comprare gas dalla Russia, e lo compra sia attraverso il tubo, ma siccome attraverso il tubo si vede, sia attraverso gli autotreni, i treni di gas russo liquefatto. Ultima cosa, avete visto che sono saltate per aria delle petroliere battenti bandiera liberiana, sia davanti a Catania che in mezzo al Mediterraneo? Ecco, quelle petroliere, sapete dove vanno? Vanno in Turchia, sono pieni di petrolio russo, vanno in Turchia e dalla Turchia vanno in Germania. Dunque, quando si parla della famosa Europa coesa che fa la guerra a Putin contro le sanzioni, c'è sempre qualcuno che fa il furbo. Il povero Zelensky ha una serie infinita di colpe. Io sono l'ultimo che difenderà Zelensky sulla faccia di questa terra, ma rispetto al gas non c'entra nulla, tranne se una cosa, che ha fatto saltare il Nord Stream 2, e tutti siamo stati boccaloni a dire sono stati quegli stronzi dei russi. Io dissi, scusate un attimo, ma quando mai la Russia avrebbe interesse a far saltare l'infrastruttura che la rende ricca? Appunto. Allora abbiamo, poi passiamo ad altro argomento e chiudiamo sto capitolo, però il capitolo ha generato molte reazioni. Allora, ci sono diversi messaggi, li giro nell'ordine, ne abbiamo uno audio, cominciamo ad ascoltarlo. Buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Allora, per quanto riguarda il problema dell'energia elettrica, del caro bollette e della crisi che abbiamo per reperire il gas, per far funzionare le centrali, allora noi abbiamo una centrale nucleare a Caorso che è ancora tuttora in funzione, perché deve essere monitorata, controllata e comunque funzionante, alla quale basterebbe, penso, poco tempo per farla ripartire e cominciare a produrre energia elettrica. Allora, se noi abbiamo questi problemi, e abbiamo anche uno come Calenda che ha fatto un video perché c'è entrato in questa centrale e ha fatto vedere che con poco tempo si riesce a ripristinarla, ma ci vuole un po' di coraggio a farla ripartire, sì o no? Sono passati 38 anni da quando c'è stato il referendum per l'abolizione del nucleare, ma le ha il nostro governo le palle per dire adesso la facciamo ripartire con tutti i controlli in sicurezza e la facciamo funzionare, la monitoriamo, vediamo se la cosa può funzionare. Non è che ci muoviamo a fare qualcosa finalmente, o dobbiamo sempre subire noi poi a pagare le bollette. Vi saluto. Commento lapidario, è dal 90, mi sa che è fuori funzione la centrale, però insomma sì, però è stata ha ragione è sempre stata mantenuta in efficienza, sì. E fa parte di quegli oneri di sistema che noi paghiamo. Sì. Ma fammi dire una cosa, sì. Ma sapete questa, ve la ricordate la storia dei bagnini, no? Gli ombrelloni da Bolkestein? Ecco, noi in virtù della Bolkestein stiamo svendendo le centrali idroelettriche, perché ci impone l'Europa di fare liberalizzazione del mercato. Mi sembra una cosa saggia. C'è un'altra cosa, l'Enel sta spendendo credo un paio di miliardi di investimenti sulla geotermia, ma ovviamente non lo fa come l'avrebbe fatto l'Enel totalmente pubblica, lo fa come lo fa l'Enel che deve rispondere agli azionisti in borsa, per cui sarà un investimento importante ma speculativo, e quindi questo è il punto. Cioè noi abbiamo mantenuto per decenni l'Italia e l'Ilva, cacciandoci delle quantità di denari che non hanno paragoni nel mondo, con l'idea che bisognava salvare quei presidi. L'unica cosa che giustifica al mondo il fatto che ci sia proprietà pubblica, cioè sono le fonti di energia e le reti, le abbiamo svendute. Allora, c'è Dario, lo saluto, lo ringrazio, che ci ricorda quello che hai citato tu poco fa, la questione del Nord Stream 2 fatto saltare certamente non dai russi, peraltro non era ancora entrato in funzione, quindi non è che siccome è saltato noi dobbiamo rifornirci da altre fonti. C'è stata una ripercussione sul prezzo. Esatto, poi abbiamo un altro audiomessaggio e poi liberiamo un attimo il regista che
da fare determinate cose. Allora, Buongiorno Giulio, eccoci. buongiorno Carlo, sono Walter. Ieri un deputato della Lega intervistato, non mi ricordo se da Semmi, ha proprio detto che il disaccoppiamento non è possibile perché sono 20 anni che ci si prova e non ci si riesce. Io sentire un onorevole che dice è così perché non si riesce a fare, mi girano i coglioni a 5.000 km orari. Meno male che non sono in acqua a nuotare, se no arriverei altro che in Albania. È una cosa allucinante, non si può fare perché sono 20 anni che ci si prova. Ma che cazzo, io devo pagare l'energia solare al prezzo più alto del gas. Ma siete tutti dei deficienti e noi coglioni che continuiamo a votarvi. Carlo? Beh, si potrebbe fare per esempio facendo un'operazione molto semplice. Non mi fai disaccoppiare? E sapete perché non si può disaccoppiare? Volete che ve lo spieghi? Sì. Perché il disaccoppiamento vorrebbe dire rendere palese che le energie alternative, diciamo così, costano di meno nella produzione e quindi non hanno diritto ai sussidi. È semplicemente una questione di lobby, non si disaccoppia per non scontentare nessuno. Tu invece potresti tranquillamente con l'ARERA, visto che la paghi, visto che è la tua agenzia, fare una valutazione del mix energetico e stabilire il prezzo medio dell'energia non sui massimi, ma sui minimi. Basta fare questo. Allora, Carlo, c'è un altro messaggio. Con le bollette Giorgia si gioca il futuro, scrive Giuliano da Torino. E ancora, ma il sistema del bidone da 3 litri non è lo stesso delle aste dei buoni del tesoro? Domanda un ascoltatore. L'aliquota marginale. A proposito, è ancora vigente? Se sì, perché a me mi fa impazzire questa roba qua, scrive l'ascoltatore. No, non è la stessa roba. Perché le aste dei titoli del tesoro intanto non sono un acquisto necessitato. In seconda battuta, l'aliquota marginale è una roba che si calcola rispetto al rendimento complessivo, quello invece si calcola rispetto al prezzo unitario, che è una cosa un po' diversa. Cioè, un conto è che io ti applichi il massimo degli interessi sulla massa che hai comprato, un conto è che io quel massimo te lo applico su ogni cc di acqua che ho messo dentro il bidone. Allora, Vallì ci ricorda il Cile, dopo la privatizzazione dell'energia c'è stato un blocco quasi totale per la popolazione, scrive Vallì, ma questo francamente io non mi ricordo esattamente. Il blackout. Però era una vicenda... Il livello infrastrutturale del Cile è appunto cileno, insomma. Appunto, allora il Nord Stream 2 lo ricorda un altro ascoltatore. Stefano, non è che non se ne parlava più, se ne parlava proprio perché i giornalisti erano impegnati a omaggiare Draghi e le sue cose sul cap al prezzo del gas. Infine abbiamo, scrive Maurizio, un livello di incapacità degli onorevoli mostruoso. Facciamo credere che fare leggi vuol dire che gli onorevoli lavorano, non far funzionare le migliaia di leggi che abbiamo, ma hanno fatto bingo per il loro futuro. Bene, abbiamo chiuso il capitolo. Io invece, Carlo, vorrei adesso toccare un po' più dettagliatamente, però questa roba qui rimane un buco, una roba da affrontare. Sicuramente non lo farà nessuno, per cui saremo qui tra un po' di tempo a ridire le stesse cose. Comunque, l'abbiamo archiviata così, ce lo prendiamo in quel posto e fine della favola. Intanto, volevo però parlare più dettagliatamente, caro Carlo, del voto nelle 2 Germanie. Anche il tuo giornale, La Verità, ha pubblicato, come tanti, una cartina, però ci ha fatto un bell'articolo l'altro giorno proprio sulle 2 Germanie, perché in effetti un po' viene fuori quella fisionomia lì. Conseguenze sulla scena politica europea, internazionale, eccetera, del voto nelle 2 Germanie, secondo te? Ma mi pare che ci sia la corsa a far finta che non sia successo niente, non ho capito male. Ecco, poi tra l'altro Merz ha un profilo interessante, noi che siamo confratelli, no? È uno di loggia anche lui, BlackRock, Bilderberg, eccetera, eccetera. È uno che piace alla gente che non ci piace? Beh, facci caso che la Lili Gruber non ne parla per niente male. Beh, insomma, stanno nello stesso gruppo, Bilderberg, tra le altre cose. Appunto, esatto. No, perché poi la cosa che mi fa impazzire a me è questa. Che questa fa i post dicendo sono arrivata all'apice della mia professione e sono libera. E io ogni volta mi ci scrivo sotto, ma perché mi ci racconti quello che succede
su Bilderberg. Se sei libera, perché accetti la clausola del segreto sui lavori? Non a caso c'ha Bernabé ogni 2x3, no? Un altro del gruppo. Appunto, esatto, vabbè, comunque. Posso dirti la mia, su come la vedo, le elezioni in Germania, sono il fallimento dell'idea dell'Europa. In che senso? Ti spiego. Nel senso che noi abbiamo cacciato una quantità di quattrini che non ha paragoni per far sì che le Germanie fossero la Germania e che una volta unificata la Germania avessimo questa stabilità di pace e prosperità in Europa. Che cosa è successo? La faccio, guarda, mi devi dare 1 minuto e mezzo, se no non si capisce. Conferenza di Londra del 1953, viene detto vi partecipano ovviamente Russia, l'Unione Sovietica, America, Gran Bretagna, che sono i 3 paesi vincitori, e poi altri 16 paesi, tra cui l'Italia, perché le due cose tenevano conto sia della prima che della seconda guerra mondiale. Allora, alla Germania viene abbonato il 50% delle riparazioni della seconda guerra mondiale e l'intero ammontare delle riparazioni della prima guerra mondiale, cioè non doveva più pagare i danni di guerra. Quel 50% di danni di riparazioni hitleriane, diciamo così, che rimane, viene detto: ce li paghi a scadenza data, ma soltanto quando le due Germanie vengano unificate, ok? E poi la Germania pone invece per altre condizioni del tipo: sì, io ve li pago col mio surplus commerciale, dovete accettare solo pagamenti in marchi, perché altrimenti io non vi do un livello. Perché la Germania pone queste condizioni? Molto semplice, perché intendeva ripagare i danni di guerra facendoseli sostanzialmente pagare da quelli che li avrebbero riscossi, perché se tu accetti solo pagamenti in marchi vuol dire che chi compra da te deve fare provvista di marchi e quindi ti rafforza, e vuol dire che se tu paghi solo col surplus commerciale devi comprare molto dalla Germania. Con queste premesse la Germania intorta Guido Carli e i francesi e cominciano a ragionare dello SME e poi dell'euro. 1989 cade il muro di Berlino, 1991 i creditori si presentano da Kohl e gli dicono: caro Kohl, ora l'unificazione della Germania è possibile, ci devi dare quel famoso 50%. E Kohl cosa gli risponde? Ma se io vi do quel 50% non ho i soldi per gestire la riunificazione, che in effetti poi alla fine, fatti i conti, costerà 2.000 miliardi di euro. Quindi la riunificazione tedesca l'ha pagata sostanzialmente tutto il mondo, ok? Quando la Germania si riunifica, però, cosa comincia a fare? Diventa aggressiva sui mercati e comincia a espandersi commercialmente. Noi arriviamo trafelati grazie a Prodi e al nostro amico Draghi dentro la parità dello SME, facciamo l'euro e da quel momento l'economia italiana crolla. Tutto con l'idea che avremmo però avuto una prosperità continentale derivante dalle Germanie Unite. Che cosa è successo in realtà in Germania? Che la DDR, ex DDR, è stata deindustrializzata, c'era un'agenzia apposta del governo federale tedesco per la riallocazione delle risorse industriali, erano circa 6.000 imprese della DDR che dovevano essere ricollocate. Ovviamente di queste 6.000 imprese non è stata ricollocata che una percentuale esigua. I salari nella DDR sono rimasti indietro più o meno del 40% rispetto ai salari della ex Germania federale. La popolazione dalla DDR si è trasferita in larga misura oltre l'ex confine, diciamo, occidentale, quindi le regioni della DDR sono più povere, meno popolate, con meno industrie, con una serie di microimprese che sono sussidiarie dei grandi agglomerati industriali
tedeschi che ovviamente le pagano pochissimo. Perché? Perché i tedeschi pagano gli stessi tedeschi ai prezzi con cui pagano i cinesi. Allora, risultato, abbiamo una perfetta popolazione delle due Germanie prima del muro di Berlino in questo voto, cioè nell'ex DDR trionfa solo decisamente Alternative für Deutschland, in alcuni land credo che siano arrivati al 43-44% dei voti. Da quest'altra parte c'è la CDU. Perché? Perché i tedeschi dell'Ovest difendono il loro benessere, i tedeschi dell'Est pretendono di arrivare a quel benessere. Domanda: ma non ci hanno raccontato che l'Europa serviva a diffondere la pace, il benessere, la massima occupazione, eccetera, 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 eccetera? E sulla base di questa ideologia che ha permeato, per esempio, in Italia la politica del centro-sinistra, e che ogni due perché ci dicono dobbiamo essere europeisti ad ogni costo, ci ha costretto a sacrificare l'economia italiana con una fortissima deindustrializzazione, con un indebitamento che non ha eguali, con i vincoli di bilancio, tutte queste cose che sapete meglio di me, ivi comprese le bollette derivanti da quelle privatizzazioni scellerate fatte da Prodi e da Draghi. Non ci avevano promesso che andava tutto bene. Ecco, per questo tu dici la fotografia che ci viene fuori. La fotografia della Germania è la fotografia del fallimento dell'Europa. Allora, Carlo, siccome incombe il nostro impareggiabile amico, abbiamo un paio di minuti e poi ci risentiamo. Compriamo l'olio! E vai. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care amiche di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Questo era il periodo in cui nonno mi diceva: Alberto, con fa l'oio bu e il ve a galo, cioè prima diceva l'oio bu ve sempre a galo, cioè l'olio buono viene sempre a galla, e poi diceva gonfa l'oio bu e il ve a galo, cioè abbiamo fatto un olio buono e lo vediamo affiorare. E affiorare cosa vuol dire? Parlare del fior d'olio. Allora io, chiaramente è la solita storia, ve la ripeto da tanti anni, lo so, vi ho rotto anche un po' i marroni, ma va bene, dovete sopportarmi, supporto anch'io tante persone che voi dovete sopportare me. È chiaro che è per coloro il fior d'olio che pensano l'olio extravergine di oliva come qualcosa fa la differenza. Se uno pensa ma sono tutti uguali, chi se ne frega, va bene, ma però per coloro che trasformano lo spaghettino del 5 con un po' di pomodoro italiano, un po' di formaggio italiano in un piatto importante, devono usare un olio importante, fa la differenza. Riscoprite i sapori di un tempo con l'olio Acerbis, in modo particolare il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, di più non posso, non chiedetemi di più, non posso, 78 euro il trasporto, non lo pagate. Acidità bassissima, dolcissimo, straordinario, mettetelo via perché il parentado ve lo ciula, ve lo porta via. Attenti. Come gusto, un gusto molto leggero, molto fruttato. Profumo, vi ricordate quando si andava in Camporella, cioè nel senso col plate, con gli amici, vino bianco, formaggio, salame, e c'era quel profumo di erbe intorno a noi? Ecco, ricorda molto quell'odore. L'erba appena tagliata dopo un temporale, una cosa meravigliosa. Insomma, io non ne ho per tutti, mi dispiace, tanti rimarranno senza. Se volete questa mattina 030 78 40. No, ho sbagliato, ferma. Questa mattina 030 68 40 408 il telefono, 78 euro 4 lattine, oppure ordinate tramite il sito olioacerbis.com. Vabbè, è andata così. Buona mattina, buona informazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, a dire il vero, la Camporella era un'altra roba, secondo me, però insomma, voleva dire amoreggiare in luoghi appartati, però la prendiamo in questa versione edulcorata. Diciamo che erano tutti amori bucolici. Lasciamo perdere. Che ti volevo dire, io e te dobbiamo fare una spedizione. Sì, assolutamente sì. Dobbiamo andare a trovare Acerbis perché è un motore di gioia,
È favoloso, è impareggiabile, come dicevo è prima. Impareggiabile, Acerbi è impareggiabile. Dobbiamo andare a provare, magari assaggiamo questo fior d'olio. Ecco, allora Carlo, tornando invece a questo fior di due Germanie, conseguenze perché tu hai fatto una fotografia e giustamente hai argomentato in maniera molto limpida, questo è il fallimento di un disegno ultradecennale. Le conseguenze non ci saranno perché le convenienze che hanno... Vedi alla voce bollette di cui abbiamo parlato prima. Tutto un bel ragionamento, conseguenze non cambia cacchio. Benissimo, perfetto. No, non cambia nulla, ma per un semplice motivo, perché per esempio, guarda, ti faccio un caso. Tu hai letto sui giornali italiani che... ecco, no, scusami Carlo, però mi veniva un pensiero, te lo dico subito e poi ti lascio naturalmente come sempre la parola. Cioè, tu dici non cambia niente, però allora, una legge elementare della fisica, non so se valga anche per la politica, o temo di sì, è che se una roba è marcia e tu la tieni lì, peggiora la situazione. Non è che può migliorare, no? E magari ti fa anche male, tenerti addosso una roba, nel corpo una roba marcia. O sbaglio? Sì, ma tanto è vero che cosa fanno? Se la pigliano con Trump, che a me pare che per quel che riguarda l'Europa abbia fatto quello che fa il ragazzino nella bellissima favola dei fratelli Grimm, i vestiti nuovi dell'imperatore, no? Te la ricordi? Sì. Favola? Ecco, ha detto che il re è nudo. Ma perché non cambia nulla? Perché sostanzialmente l'Europa non può fare nulla. Non può fare nulla perché ha un gap tecnologico con la Cina e con gli Stati Uniti, secondo me, difficilmente colmabile. Perché stiamo ragionando della difesa comune, quindi mettere lì un sacco di soldi su armamenti che non siamo in grado di costruire, che finisce per dare ulteriori soldi all'America. Non fare nulla perché è inutile ragionare, come si sta dicendo adesso, dell'ombrello francese nucleare per proteggere l'Europa, per avere un esercito comune che dipenderebbe da chi? Cioè, tu lo sai quanto ci mette una legge in Europa a diventare operativa? 19 mesi, minimo. Allora la domanda è, se tu hai l'esercito comune e però per far diventare il comando operativo ci vogliono 19 mesi, secondo te quante volte sei invaso da Putin? Ammesso che questo sia vero. No. Quindi lo capisci che è proprio l'intelaiatura dell'Europa sbagliata. Allora che cosa dicono i nostri amici che strillano sempre per la Costituzione più bella del mondo, per la democrazia? Bisogna eliminare l'unanimità, bisogna costruire la sovrastruttura europea e la domanda è, ma ai cittadini europei una domanda se gli va bene, me l'avete fatta? Appunto. No, così, giusto per... un'altra domanda che mi viene in mente, ma ora dicono che faranno questo governo la grossa coalizione e c'è un bellissimo editoriale oggi di Quagliarello sul giornale a questo proposito, lo segnalo perché vale la pena come riflessione. Giustamente Quagliarello dice, ma le grosse coalizioni che andavano di moda prima nella Repubblica federale di Germania erano prima della caduta del muro di Berlino, dopo che la socialdemocrazia tedesca aveva addiurato al marxismo, ma oggi la situazione è completamente diversa. Quella grossa coalizione come si giustifica? Per tenere fuori l'AfD dai bottoni? Sì, ma AfD più l'estrema destra, mettiamo che l'AfD sia l'estrema destra, c'è una riflessione meravigliosa di un politologo tedesco che dice non avete capito niente, perché gli estremisti sono i rappresentanti di AfD, ma i votanti di AfD sono il popolo tedesco stanco di immigrati, di tasse e di bassa crescita con lo spettro di disoccupazione, quindi non sono nazisti, sono semplicemente cittadini che si stanno impoverendo e hanno paura, ok? Apro parentesi, peraltro quando sento parlare in Europa di armamento, di riarmamento della Germania, quando la Germania si riarma,
la storia dice che non è mai finita benissimo, e chiudo parentesi. Tutte queste considerazioni ci porterebbero a dire che cosa serve una riforma radicale dell'Europa, e bisogna capire che il progetto iniziale di unificazione è fallito, per cui possiamo rimetterci al tavolino dicendo che cosa? Facciamo una confederazione di stati che ha alcuni elementi in comune, ma restituiamo agli stati la sovranità. Questo che cosa significherebbe? Smontare per esempio l'euro, cosa che ovviamente i tedeschi non vogliono fare, perché sanno perfettamente che attraverso l'euro hanno tenuto sotto schiaffo tutte le altre economie, a cominciare dall'Italia, che è il primo concorrente sui mercati esteri per quel che riguarda la Germania. Ma d'altra parte non hanno capito una cosa, che il primo obiettivo di Donald Trump, o se vuoi l'obiettivo non dichiarato ma quello più fortemente perseguito, è proprio quello: smontare l'euro. Cioè dire, nel mondo esistono soltanto due aree di influenza, una è quella americana, una è quella cinese. Noi americani faremo il perimetro della nostra area di influenza, e con questo perimetro andremo a tentare di limitare l'influenza della Cina. Il terzo non ci può essere in questo disegno. E infatti pare correre la nostra sinistra sono lì che difendono l'OMS, l'ONU, tutte organizzazioni internazionali che sono state permeate dai cinesi e dai lobbisti che odiano la democrazia. Dunque, e finisco, la mia osservazione è che dalle elezioni tedesche possiamo trarre una lezione che è: attenzione a forzare la democrazia, ma possiamo trarre un'altra conclusione: attenzione a immaginare ciò che non è. L'Europa unita non esiste nei fatti, e quindi piuttosto che insistere a inseguire un'intelaiatura che non esiste, cerchiamo di costruire la casa che ci possiamo permettere, cioè delle buone relazioni continentali, mettendo in comune quello che riusciamo a mettere in comune, per esempio gli accordi doganali, per esempio gli accordi di libera circolazione, quindi Schengen, questa roba qua, per esempio una politica comune contro l'immigrazione, per esempio una politica di sicurezza comune, ma per sicurezza intendo di polizia, per esempio una politica comune di ricerca tecnologica. Questo si può fare, ma ci sono una serie di spinte alla aggregazione sotto un'oligarchia che sarebbe rappresentata dagli ottimati europei, che contrastano fortemente con il volere dei popoli. Faccio osservare, e veramente questa è l'ultima osservazione, che ciò che è successo in Germania è già successo in Olanda, è già successo in Austria, sta per succedere in Spagna, è sicuramente sta per succedere in Belgio, è successo in Finlandia, è successo in Svezia, dove pur rimanendo dei governi tra virgolette progressisti su tutta una serie di questioni, a partire dall'immigrazione, l'atteggiamento è di chiusura. È successo in Italia, dove ovviamente il centrodestra è tornato al governo. Dunque immaginare la grossa coalizione che c'è, che si profila a Berlino, e pantografarla sulla maggioranza Ursula a Bruxelles significa essere fuori dal tempo e fuori dalla volontà dei popoli. Chiaro, chiarissimo. Mi viene da dire, da osservatore, da cittadino italiano / europeo, che Frida, sì, è lei, è sempre qui con me. Te la saluto volentieri, Carla, una delle presenze più stimabili della situazione. Però stavo dicendo, mi viene da dire che se l'elezione di Trump dovesse generare un ridimensionamento di questa Unione Europea che non funziona nei termini in cui l'hai descritta tu, e un ritorno magari a una sana idea di Europa, quella iniziale, che era un'area di libero scambio, di regole economiche, di partenariato su determinate questioni, mettiamola pure anche area di libero scambio e di libero mercato su scala europea, che non sarebbe male, magari qualche impulso all'economia reale lo potrebbe dare. Questa specie di pachiderma certamente non è buono per nessuno, neanche per l'economia. No. Se l'effetto di Trump dovesse essere questo qui, io sono contento, no? Però le resistenze, diciamo, sono talmente grosse, come hai detto tu, che andremo avanti a marcire, sostanzialmente. Insomma,
Sai, io Insomma, com'è che ne esci qua? Qualcuno in Europa c'ha la voglia, ecco, torniamo al punto di prima, ma questi qua che fanno la politica, che governano, hanno la voglia di dire le cose come stanno o no? Cioè prendiamo semplicemente prendiamo atto che un progetto è fallito, ne disegniamo un altro, più opportuno, più tagliato sulla misura della gente comune, dei popoli, dei cittadini, dell'economia, delle imprese, del benessere. Cioè vogliamo cambiare strada, visto che questa qui non funziona? Ma ti faccio un ragionamento. Tu vedi che nella quotidianità del dibattito politico tra televisioni, giornali, Parlamento ci sia l'aspirazione alla costruzione programmatica o c'è il marcarsi a uomo per conquistare un voto in più volta per volta? Ma sicuramente è una domanda. Ecco. Allora, la domanda che io ti pongo è: ma non sarebbe il caso che alcuni partiti, e penso per esempio quello a cui la nostra emittente è più prossima, come la Lega, cominciasse a fare dei mega convegni, delle adunanze di popolo su questi temi? Ma guarda che il ragionare fa male al re, fa male al ricco e al cardinale. Quindi passiamo oltre. Carlo, scusami, passiamo oltre perché così siamo chiari. Allora, abbiamo poco tempo. L'ultima cosa che volevo dirti a proposito dell'Europa. Io sto scrivendo un pezzo per Panorama che uscirà ovviamente come al solito quest'altro mercoledì sulla perdita di industrializzazione. Ecco, do tre dati. La Germania ha perso negli ultimi 5 anni il 9% di capacità produttiva, la Francia il 5%, l'Italia il 3,5%, e parliamo delle 3 economie cardine dell'Europa. Il PIL di quest'anno della Cina aumenta del 5,1-5,2 e si parla di crisi in Cina. Il PIL americano aumenta del 2,9%. Il PIL europeo aumenta, se va bene, dello 0,8%. C'è uno studio della Bundesbank, quindi di fonte diciamo prossima al mainstream europeo, che dice che ai livelli attuali di produttività, da qui al 2050 l'Europa avrà la stessa quantità di PIL del 2015. Vuol dire che questa immensa costruzione che si occupa del Green Deal, che vuole regolarci dalla culla alla tomba, mandandoci tra l'altro a morire anche prima grazie alle leggi sul suicidio assistito, eccetera, eccetera, produce un arretramento di questi popoli ai livelli attuali dei paesi in via di sviluppo. Noi, che siamo il luogo della civiltà, il luogo della innovazione, il luogo della rivoluzione industriale. Non so se è chiaro, non è che non si sanno le cose, si sa che continuando così siamo destinati all'impoverimento perenne. Ecco. E continuano a raccontarci che ci vuole più Europa per stare meglio. Ecco Carlo, chiarissimo. Ti voglio chiedere, perché sono le 10:47 ormai, ti voglio chiedere uno sforzo titanico, monumentale di sintesi, perché io vorrei proprio sentirti su alcune questioni che mi ero segnato, te l'avevo girato. E allora, proprio facendo una sorta di commento sinteticissimo, ti butto là 2 cose, sulle quali sono incuriosito anch'io di saper la tua. Allora, l'accordo Italia-Emirati Arabi Uniti. Ha detto Giorgia Meloni, è una giornata storica, impulso al piano Mattei, 40 miliardi di investimenti. Cosa c'è di buono in questa cosa secondo te? Primo. Secondo, c'è un altro dato, a proposito di quello che stavi dicendo adesso, no? Un dato che è passato via in silenzio, ma non so se sia allora una bufala, è una cosa che non dobbiamo nemmeno considerare, o se sia un dato preoccupante serio. La produzione industriale in Italia da 2 anni arretra, va indietro, nonostante i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Allora, le bollette sparano a 1000, la produzione va indietro, i salari sono fermi, non mi pare che sia una situazione ideale. Oppure questa cosa della produzione industriale che va indietro è una bufala e ce ne dobbiamo fregare? No, non è affatto una bufala purtroppo. Tu vedrai che se continua il calo energia perderemo ancora. Ti faccio semplicemente notare questo, che 30 anni fa la composizione del PIL italiano era più o meno fatta così.
50% servizi, 35%, quasi 40% industria e il resto agricoltura, eccetera, eccetera. Oggi i servizi valgono il 76% del PIL. La manifattura e Cioè, l'industria scompaiono, valgono più o meno il 12,5% del PIL. La cosa, c'è una notizia di oggi che possiamo commentare. Stellantis ha fatto meno 70% di utile, nonostante questo distribuisce dividendo, perché l'idea è che l'industria non serve a generare ricchezza, ma serve a sostenere il provento finanziario. E questa è un'idea che è passata anche in Europa. Quindi noi ci compiacciamo di essere un paese che fa circa il 10,5% di PIL col turismo e fa più o meno un quarto di PIL grazie all'agroalimentare. Allora la domanda è: ma possiamo andare incontro alla modernizzazione del mondo e alla sfida dei due blocchi con questi fondamentali? Appunto. Essere un paese di camerieri e cuochi è un po' complicato. L'altra cosa, accordo Italia-Emirati, un tuo rapido commento. Buono, non buono, cosa c'è di buono? Buonissimo, perché significa che tu stai aprendo una porta sul vero luogo di espansione del mondo. Noi continuiamo a considerare i paesi del Golfo, l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, come i luoghi dell'islamismo estremista. Alcuni luoghi c'hanno l'islamismo estremista, ma per esempio l'Arabia non è di quella partita, Dubai e Abu Dhabi non sono di quella partita, il Qatar è una cosa un po' diversa, l'Oman è un altro paese in fortissimo sviluppo, apro parentesi, quasi nessuno lo sa, ma in Oman il signor Donald Trump, in quanto imprenditore, sta costruendo dei resort per i miliardari, chiusa parentesi. Aprire questa strada in quell'area del mondo, avere un rapporto privilegiato è cosa buona e giusta, anche perché, parliamoci chiaro, il sogno del Green Deal di fare a meno delle fonti fossili di energia è un sogno destinato a svanire. Allora, altri temi che vorrei toccare prima di salutarci, in questo caso sacrificando un pochino anche messaggi e telefonate, ma non possiamo fare tutto. A prescindere dal fatto che trovo abbastanza brutto questo continuo collegarsi con l'ospedale dove sta Papa Francesco, in quanto persona, in questo caso in quanto persona, in quanto Jorge Mario Bergoglio, certamente è un Papa, però c'è anche il rispetto personale. Io lo trovo osceno questo balletto, ma qui siamo alle solite, non c'è niente di nuovo purtroppo. Però questo un po' come ce l'hanno le scommesse clandestine sugli esiti terapici, te lo dico io. Sì, appunto. E comunque questo non toglie che siamo di fronte al chiudersi di un ciclo, di un papato ovviamente, anche in termini temporali, a prescindere dalle condizioni di salute attuali del Papa. Siccome tu sei esperto anche di cose vaticane, volevo chiederti un bilancio di questo papato, cosa lascia questo papato e uno sguardo sul futuro della Chiesa Cattolica, ovviamente anche in ottica di politica, sia interna che internazionale. Ti chiedo scusa perché sono temi enormi e ti chiedo anche un'opera di sintesi estrema, no? Però allora, questo papato lascia la fotografia di questa contemporaneità, che non ha più un centro di gravità e la Chiesa non si propone più come centro di gravità, che vive molto delle estemporaneità del momento e non ha una capacità di ragionare sulla costruzione di edifici che sfidino i millenni. Apro parentesi, Papa Bergoglio non ha dato mai segno di essere un teologo, non si è mai occupato delle questioni fondamentali che hanno poi costituito la Chiesa come punto di riferimento universale. Ti divido con una battuta che credo spieghi tutto. Lui ha rinnovato all'80% il collegio cardinalizio di quelli che votano, sono 138. C'è per esempio come cardinale l'arcivescovo dei Mongoli, credo che non arrivi a 1000 fedeli, e non c'è come cardinale l'arcivescovo di Parigi, tanto per dirne una. Che cosa vuol dire? Che lui ha quest'idea della Chiesa ospedale da campo, che va appunto a fare militanza nei luoghi dove non si costruisce il futuro, ma si guarda semplicemente
alla miseria contemporanea. Quindi la Chiesa perde con Bergoglio la sua capacità di rappresentanza non universale, ma di guida universale, che è una cosa diversa, e ha perduto profondità di pensiero. Perfettamente in linea con una contemporaneità dove al pensiero non gli è dato nessun peso, basta un tweet sostanzialmente oggi per esprimere un'idea, quando in secoli passati occorreva la biblioteca d'Alessandria. L'altra questione, l'altro grande tema, e ti ringrazio per la sintesi Carlo, perché non è facile, anche rispetto al discorso del Papa Bergoglio. L'altro grande tema è quello dell'esito della guerra Russia-Ucraina, che sembra addirittura di arrivo, di conclusione, insomma, no? Sembra scontato che la guerra finirà. Io ho trovato interessante, a parte il fatto che abbiamo scoperto che in Ucraina ci sono terre rare, molto preziose, Ma no? non lo sapevamo. Non lo sapevamo. Non lo sapevamo da molto tempo, lo sapeva benissimo Zelensky quando faceva le incursioni contro le popolazioni russofone del Donetsk, dove è concentrata questa ricchezza. Dovete sapere che il 20% di territorio conquistato dai russi è quel 20% che determina la ricchezza dell'intera Ucraina. No, tra l'altro, prima dell'inizio, il 24 febbraio della guerra russo-ucraina, era l'Ucraina che bombardava quelle zone là. Esatto, ma la cosa che non si dice è che la signora Merkel porta integralmente e la Germania portano integralmente la responsabilità di questo casino, perché loro dovevano sorvegliare sugli accordi di Minsk. Esatto. E dovevano lavorare per costruire nel Donbass e nel Donetsk un cuscino con rispetto alla popolazione russofona. E probabilmente se Zelensky avesse accettato di avere una relazione commerciale piuttosto che con la famiglia Biden con Putin, non sarebbe mai stata la guerra. Il tema è lì. Ma succede oggi ciò che sapevamo dall'inizio del conflitto, che la Russia non era sconfiggibile. Io vorrei che voi vi riprendeste il discorso di Draghi, fatto 2 anni fa, in cui Draghi annuncia che le sanzioni hanno messo in ginocchio la Russia, che sta per capitolare. Sì. Io vorrei che ve lo rivedete. Sì. È lo stesso Draghi che poi va in Europa e conciona e racconta come si fa a cambiare l'Europa, è lo stesso Draghi che nel 2011 caccia a pedate Berlusconi e Tremonti semplicemente perché gli stavano sulle balle, nonostante Berlusconi e Tremonti fossero stati quelli che lo hanno promosso a presidente della BCE. Lo capite che siamo ancora in mano ad una come posso dire, un establishment che dal 90 ha determinato le sorti dell'Italia in spregio della democrazia? Ecco, piccola domanda nella domanda, ma perché Tremonti non se lo fila più nessuno? Semplicemente perché se Tremonti se Tremonti dice ciò che sa e ogni tanto ci prova a dirlo, diventa scomodissimo, per cui conviene non farlo parlare, ok? E conviene anche a lui non parlare. E conviene sostanzialmente anche a lui non parlare se vuole riavere una, tra virgolette, agibilità politica. Ma la cosa che mi fa arrabbiare più di tanto è la capacità di non rileggere Carli, di non rileggere Andreatta, di non rileggere Prodi, di non rileggere Draghi, per smontare tutto ciò che il PD e la sinistra cosiddetta progressista sta raccontando al paese. La rovina di questo paese è stato l'incontro tra il demagogismo comunista e il solidarismo cattolico. È inutile che ci giriamo intorno. E quando la Lega aveva una funzione di rottura, aveva cercato di rompere quello schema. Oggi la Lega dovrebbe nei mitologici anni 90. Dovrebbe oggi interpretare la rilettura in chiave liberale e democratica della società italiana, ok? Allora, perché se si fosse fatta questa operazione si capirebbero infinitamente tante cose. Fammi dire l'ultima cosetta per capire. Avete letto per caso sui giornali che uno dei gruppi industriali più importanti d'Italia, cioè l'Ariello, ha detto
se non mi togliete la burocrazia chiudo tutto e vado a produrre in America? L'avete letto? No. Ma il signor Alessandro Iello è stato chiarissimo su questo. Voi lo sapete che grazie a Rimban Biden c'è il 35% dell'industria europea che si è trasferita a produrre in America. E chiamalo Rimban Biden. Appunto, ma sai che se tu parli con un bocconiano ti spiega che sì, però i fondamentali di costo di produzione in America sono più alti, sì, ma non hai addosso una tassa continua che è la burocrazia, non hai addosso una tassa continua che è l'incertezza, non hai addosso una tassa continua che sono gli accordi di Basilea che impediscono alle banche di prestare soldi a chi genera ricchezza, cioè alle imprese. Noi siamo stati convinti in Europa che bastava approfittare finanziariamente, far produrre agli altri per vivere felici. Carlo, noi ci dobbiamo salutare. È il modello tedesco che fa sì che oggi Putin vinca la guerra. Ci dobbiamo salutare qua, però non posso fare a meno di chiederti a questo punto veramente un tweet, perché siamo già oltre, su due questioni anche qui enormi secondo me, almeno una di sicuro. Abbiamo letto che è esploso il numero di omicidi commessi da minorenni, in Campania specialmente, ma non solo. E questo qui mi porta a dire, ma che tipo di società abbiamo davanti? Qui apriremo una trasmissione, io ti lascio un tweet. Mentre l'altra cosa schifosa, lasciami usare questo aggettivo basso, è la perizia psichiatrica per il signor Moussa Sangare, che ha ammazzato nella bergamasca Sharon Verzeni. La sorpresa dei familiari, io ho letto, per me è uno schifo, no sorpresa, è una roba schifosa, perché quel bastardo ha fatto apposta, sapeva benissimo cosa faceva, si è riverniciato la bici, si è nascosto, ha cercato di sfuggire e gli fanno la perizia psichiatrica? Io non ci sto. Però, vedi, il ragionamento è questo, è che c'è una scriminante del colore della pelle in questo paese. Ah, ecco. Okay? Mi sembrava anche a me. È brutto dirlo, ma è così. Quanto ai ragazzini, ma se tu gli fai credere che la vita reale sia quella che vedono nelle serie televisive o che vedono su Skype o su Skype, vedono su Twitter o vedono su TikTok, ma ti faccio un ragionamento. Ma che differenza c'è fra mettere a repentaglio la propria vita in un challenge di quelli che vanno di moda su TikTok e togliere la vita di qualcun altro? Se il valore della vita è inesistente, è evidente che non c'è nessun limite. Allora, Carlo, fammi dire una cosa, poi salutiamo veramente perché c'è Sammy Ivani che sta venendo in studio, giustamente è la sua ora, però perizia psichiatrica per questo qui. Non gliel'hanno fatta ai due innocenti per la strage di Erba, che se la meritavano tutta perché avrebbero scoperto quello che si è scoperto con tantissimi anni di distanza con la perizia del professor Sartori a Padova, che insomma non potevano aver fatto quella roba là. Io la trovo oscena. Mi hai letto nel pensiero quando ti ho detto che c'è una sorta di scriminante appunto, del controllo della pelle. Appunto. È che purtroppo la politica militante, come dimostrerà lo sciopero dei magistrati, si è sostituito all'esercizio del diritto, punto. Grazie a Carlo Cambi. Mi raccomando, non abusate di acqua perché poi non alzate il gomito con l'acqua perché sennò state male, giusto? No, peccato fate troppa plin plin. Saluto a tutti. Ciao. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto